Serie B-Win. Tutti i colori della passione. È tutto pronto per la 18ª giornata della Serie B-Win allo stadio Euganeo di Padova, in campo Padova e Torino. La capolista arriva a questo appuntamento con il 105esimo compleanno, ovviamente tanti i tifosi presenti a Padova per sostenere la squadra di Giampiero Ventura, che sceglie di dover fare a meno di Bascia Vives Parisi per squalifica. In campo però c'è Capitan Bianchi. Per quanto riguarda il Padova, di punta Caccia e Ruopolo. Per dal canto comincia subito bene la squadra di casa con questo pallone dentro per Caccia, che arriva puntuale sul secondo palo, non trova però lo specchio della porta. Erroraccio da parte di Caccia, che arriva per il tap-in, ma probabilmente non colpisce benissimo, quasi con la suola della scarpa. Ancora un tentativo, spizza Ruopolo, liscia Glick, attenzione a Caccia, solo davanti a Coppola, l'errore da parte del numero 10 Patavino, che riesce a fallire un'occasionissima con il destro, solo davanti a Coppola, non riesce a infierire. Ancora 0-0, allora Stevanovic prova il sinistro a giro, fuori di poco. Tentato l'incursione il Toro, poi c'è il corner in favore del Padova, ancora un colpo di testa a Ruopolo, appoggia per Milanetto che prova la battuta con il destro, pallone a lato, un'occasione ancora per il Padova, ma attenzione perché si spengono le luci all'Euganeo, allora si ferma la partita all'inizio della ripresa per circa 10 minuti, quindi un intervallo di circa 25 minuti. Inizia la ripresa ma c'è ancora un blackout e allora Calvarese di Teramo, l'arbitro della sfida, deve fermare nuovamente il gioco. Si riparte però. 51esimo minuto di gioco, Renzetti al centro per Ruopolo, Coppola non trattiene, 1-0 per il Padova. Il gol lo ha messo a segno Ruopolo, che va a abbracciare tutta la panchina del Padova per il gol del vantaggio. Rivediamo Renzetti preciso per il tocco quasi con il ginocchio di Ruopolo. Non trattiene malamente Coppola e vale l'1-0 in favore del Padova. Allora ci prova il Torino, ancora con Ebagua che è entrato in campo nella ripresa, palla dentro per Bianchi, Perin si oppone così, poi Stevanovic prova il destro e para sulla linea Trevisan. Padova che cerca di mantenere il gol del vantaggio, Torino che spinge, ancora un colpo di testa da parte di Ogbonna, Perin che devia. È un assedio quello del Toro. Ma attenzione perché c'è un altro blackout, ancora un faro dell'Euganeo che non funziona, Calvarese sospende nuovamente la gara, parla con il DS Granata Foschi, fa riprendere i giochi, pallone dentro, ancora Bianchi, a lato di pochissimo, Capitan Bianchi stava per realizzare il gol del pareggio, ennesimo e ultimo blackout, Calvarese decide che può bastare, 31esimo minuto di gioco nella ripresa, Calvarese sospende il match, si riprende a giocare il 14 di dicembre, 14 minuti di gara, palla scodellata nel punto in cui si fermò l'azione e si riprende per questo quarto d'ora. E allora il Torino che prova subito a farsi valere con Di Cesare in area di rigore. Qualche cambio per la formazione patavina, qui Cutolo mette al centro per Lazarevic, infatti non c'è Caccia ma Cutolo e Ruopolo sono i centravanti. Ancora Bovo che arriva sul pallone, Ruopolo lo appoggia per il tentativo ancora di Lazarevic, murato dalla difesa granata. Ventura che tenta il tutto per tutto, ancora dentro Di Cesare con una trattenuta, forse Bovo voleva il calcio di rigore il Torino. Calvarese non è della stessa opinione, allora mancano pochi secondi al termine, prova il tutto per tutto il Toro, dentro anche Coppola in area di rigore ma sventa la minaccia il Padova e finisce qui triplice fischio di Calvarese di Teramo. La gara termina 1-0 in favore del Padova, Toro che rimane a 41 punti in classifica, Padova quarto a 34.